I titolari delle osmize e delle frasche potranno accedere ai ristori regionali destinati alle attività danneggiate dalla pandemia. L'ampliamento a queste categorie sarà proposto dall'assessore Bini alla Giunta regionale per il via libera definitivo. Bini proporrà di allargare la possibilità anche a quanti operano nell'ambito del commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri e palestre, sale da gioco e biliardi ed infine per coloro che producono cacao, cioccolate, caramelle e confetti. Novità già approvate all'unanimità dalla commissione competente del Consiglio regionale. 700 euro andrebbero a frasche o osmize private, 1000 a chi commercia all'ingrosso apparecchiature per parrucchieri, 1200 potrebbero andare alle sale da gioco e ai biliardo. In questo quarto bando, ha commentato Jacob del Partito Democratico, emerge la forte penalizzazione delle imprese che gestiscono campeggi e villaggi turistici. Secondo Jacob, inoltre, così come è stato previsto un sostegno per frasche e osmize considerandole attività complementari alle aziende agricole, lo stesso criterio dovrebbe essere esteso a tutte le attività secondarie del comparto agricolo, come ad esempio i settori dell'ortofrutta e del lattiero caseario.